c'è una specie di omicidio, c'è una specie di esecutore materiale e c'è una specie di mandante che non si sa chi sia. C'è una corresponsabilità indiretta dell'intero sistema di gestione della malattia psichica in un caso come quello dell'omicidio di Moriago messo in atto dal 34enne Fabrizio Biscaro e di chi, secondo Monsignor Ermanno Crestani, presidente dell'AIDSAM Sinistra Piave e fondatore del coordinamento veneto dei familiari dei malati di mente, dovrebbe, non per volontà propria, ma per legge, finanziare in maniera più consistente e strutturata i servizi rivolti a questi malati. In tempi di Covid, in tempi di emergenza psichiatrica, emergenza Covid, c'è anche un'emergenza psichiatrica, cioè cosa vuol dire? Che siano malati molto più di quelli che erano di prima. La malattia cresce dal punto di vista psichico e le forze che dovrebbero contrastare sono diminuite. È una battaglia in cui mancano i soldati. Le psichiatrie ricevono la metà dei fondi che la legge prevede. E il Veneto su questo punto è tra gli ultimi posti degli impegni finanziari che danno. Il dito è puntato dunque sulla regione e per caduta sulle ULSS. Se non viene messo in atto quel che è scritto sulle leggi, a chi si rivolge alla magistratura, a chi ci rivolgiamo noi? Non trova attuazione neppure la nuova metodologia, il cosiddetto budget di salute, che prevede finanziamenti ad hoc. Monsignor Crestani richiama le loro responsabilità anche i sindaci. Non basta il fronte medico, occorre seguire questi malati anche dal punto di vista sociale, senza addossare troppe responsabilità alle famiglie. Di chi dice che più di così non si può fare è perché non si vuole fare.